5 più mesi di tira e molla, di assemblee di sindaci saltate per mancanza del numero legale. Alla fine ci è voluto il commissario ad acta, Giuseppe Taverna, nominato dalla Regione, a dare la fumata bianca al nuovo regime tariffario del servizio idrico della provincia di Agrigento. Una questione delicata per i cittadini, sulla quale i sindaci del lato idrico sono stati in questi mesi impegnati più a litigare ed a polemizzare che a discutere ed approvare il nuovo tariffario, che sblocca finanziamenti di opere idriche per oltre 65 milioni di euro. Al dirigente regionale, nominato dal presidente Raffaele Lombardo, nella sua qualità di assessore ad interim all'energia, sono bastati poco meno di 20 giorni, anche se l'ultimatum era di 30, per approvare l'atto amministrativo. Taverna ha operato con i soli poteri dell'Assemblea dei Sindaci e non già quelli più ampi del Consiglio di amministrazione. Ed oggi il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, ed il presidente della provincia, Eugenio Dorsi, che sulla questione nei giorni scorsi avevano avuto modo di polemizzare, esprimono il loro compiacimento. Non si può che apprezzare e applaudire, sottolineano, l'azione del commissario ad acta che ha consentito di definire la vicenda della tariffa idrica. Finalmente possiamo avere una tariffa più equa e sicuramente una riduzione del costo complessivo di un servizio essenziale, quale è quello idrico e della connessa depurazione, che non può che essere apprezzata, concludono i due, dai cittadini utenti in un momento di particolare difficoltà economica. Dunque passa il nuovo regime tariffario, pomo della discordia per mesi e che ha paralizzato l'attività dell'Assemblea, sbaccata sulla questione. Un braccio di ferro che aveva impantanato l'approvazione del piano di ripartizione dei fondi, circa 65 milioni di euro, stanziati dalla Regione per la realizzazione delle condotte idriche in 16 comuni dell'Agrigentino, tra cui la città capoluogo. Adesso questi fondi potranno essere utilizzati.